Il Comune e la Giunta devono capire che non esistono solamente i lancioni, esistono tantissime categorie in difficoltà. Pensiamo che già per i lancioni Gran Turismo negli scorsi anni sono stati utilizzati milioni di euro per il rifacimento dei pontili con i soldi del Patto per Venezia, in particolare per la gestione del turismo. Adesso si dà un ulteriore milione di euro, assolutamente questo è inaccettabile. Il coronavirus ha messo in ginocchio quasi l'intera economia veneziana, ma secondo la capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo, gli aiuti che stanno arrivando da Cafarsetti non sono equamente divisi. La Giunta ha deciso di utilizzare soldi pubblici, quasi un milione di euro, per finanziare in qualche modo i lancioni Gran Turismo, cioè scontare di fatto le tariffe che dovrebbero pagare per i cosiddetti approdi. Noi riteniamo che questi soldi, che sono soldi pubblici, dovrebbero invece essere utilizzati per eventualmente altre categorie che sono in difficoltà e sono in difficoltà da anni, e noi lo denunciamo ben prima della pandemia, e che quindi avrebbero bisogno di ulteriori aiuti. Secondo il Partito Democratico tutti hanno diritto ad essere aiutati e per questo l'assistenza del Comune doveva tener conto innanzitutto di chi, come ad esempio l'artigianato, è in crisi da prima della pandemia, oltre che studiare altre forme di sostegno ai lancioni Gran Turismo. Si poteva semplicemente, come è stato fatto per altri tipi di tassazione, rinviare o rateizzare le rate di quest'anno e dell'anno precedente, cioè soluzioni per evitare il tracollo c'erano, ma pensare di spendere quasi un milione di euro per i lancioni Gran Turismo è inaccettabile, soprattutto perché in questi anni certamente non sono state una categoria in crisi, così come tantissime altre realtà commerciali e artigianali presenti in città che hanno sofferto tantissimo, che ancora stanno soffrendo e per le quali non abbiamo visto la stessa attenzione da parte dell'amministrazione.